io penso che fra 30 anni mi sarà già fatto vecchio quando voi facete la tambino, no? 30-35 anni, mi ha già fatto vecchio. Pure quando mi sono legge, mo caso campo Mannette caso campo 115 anni. A legge hanno visto? Una legge di ottobre, dice che i gente non morgono prima di 115 anni. Tanto vero che a me mi volevano lì film, volevano accattare la nicchia, nada che mi avevano detto, no? Certo, pare. Ma immagino non lo direbbe, diciamo. Poi i miei fratelli, quando poi andavano, non voglio bronchi, certi dicevano, beh, certi andiamo pensando, certi dicevano, San Giuseppe, no? Certi volevano fare le cale, tutto come certi chissà come vanno le cale, certi non dovessimo pigliare una nicchia nuova. Guardate, mi chiedono, fai il tuo sangue, certi, a me proprio non volete pigliare la nicchia, ma perché l'ho pensato per voi? Certi, o giovane, o vecchio da morire, ma o giovane può morire. O giovane può morire. Tanta vera che ci sia il mio allora un parente nostro che poteva fare questa proposta che la polizia voleva mettere insieme una pressione di denaro vicino, questo non c'è più, io aiuto alla sedia sua. Papà non è che l'hai cattato? No. E quindi voi ce ne fosse pure anni? No, ma a me non mi accorge. Si va a cazzo poi, va a donna a vendere. Appunto, faceva la donna a vendere, ma io mi ricordo che me l'ha accattato. Ma si possono vendere come non si possono vendere? Voi ad approfittare un momento che muore qualcuno, che sta a fuori, no? Che non tiene niente, non tiene veduto, allora l'avessero a trarre il suo campo comune. Allora se c'è qualcuno che tiene i soldi e vanno di prezzo, sempre qualcuno diciamo che non si aspetta la morte, perché chi tiene i soldi provvede a tempo. E dice, ma accanto mi si scrivono pure un nome in coppia certa gente, come scrivono pure a me, la prima nicchia che mi ha accantato scrivono Giuseppe Sorrentino, nato a Marano 1905, 3 marzo, è morto e gli manetti di scomugliato, ho fatto quando era morto, no? Gli mi avevano detto, ma... Quindi dovete una cagnare poi tutte cose? Cagnare tutte cose, vabbè, ma credo che si accattano lo spazio, bacanda a rinta. E quando hanno loro che sono spazi? Come quando hanno loro? Tutta la vita, no? Oh, ma c'è stanno i nicchi di Maia Sumante. Sì? Si scrive fuori Maia Sumante. No, Maia Sumante, che non cacciano il là dentro. Ah, quindi è definitivo? Definitivo. Poi ci stanno i nicchi i 20 anni, i 25 anni, non si è quando non pulizzano. Però quello non è una buona nicchia perché si capita di andare a nicchie che sono i nicchi dei poveri, diciamo. Troppo vi scorto che le popolazioni non si votano in un dono, e non si sa vicino a chi è capitato. Vabbè, che ti interessa? Tanto uno è morto, quindi... Oh, ma non si sa, perché non si sa. Voi pensate che c'è una legge, nata legge che dice che noi non sappiamo quando sarà a machinare tutto quanti che capa fuori, pure quelli che hanno morto già. Allora quando l'osso diciamo stanno in una cascettella, voi vi assumate sopra e pigliate stesso l'osso, ma quando l'osso stanno in un mondone, ma se è capitato qualcosa malamente, che ha visto una camminata sua, qualcosa è spezzato, qualcosa. Oppure uno più piccino, uno più piccino è nato più grosso, perciò stanno forte che la gente sta in una coccia più lunga e nata più corta, che nascono proprio così, perché chi volte sarà una giornata, una volta, e si è un mondone. E chi lo guardando per quando ci è bravo, può scarti dall'osso, ma poi non è persone che sono nostro Signore. Troppo tempo, dice tu. Sì, troppo tempo.